terra, di mare e cielo, combattenti e reduci di tutte le armi e di tutte le guerre. Sorrenti della tua fortezza, abbiamo servito la patria in anni, nell'errore, cointende la sua storia. Donaci la virtù di servirla con onestà, libertà e concordia, nelle opere feconde della pace. Cresci i nostri cuori l'amore, la religione, la famiglia e la patria. Fa che la nostra bandiera sventoli sempre simbolo di civiltà, garanzia di giustizia e segno di vittoria. Accogli nella tua gloria, in compagnia dei tuoi santi, i nostri caduti, e rendi la nostra vita degna del loro sacrificio. E tu, o Maria, Vergine bella, Madre di Gesù e Madre nostra, Castellana d'Italia, veglia maternamente su di noi, sulle nostre famiglie e sulla nostra patria. Così sia. Rappresentanti delle associazioni combattentistiche, autorità politiche, militari e religiose. Oggi la nostra comunità sociale si ritrova per commemorare ed onorare le nostre forze armate e in particolare tutti i caduti che hanno dato la vita nell'assolvimento del proprio dovere. Ancora una volta il nostro rispettoso e sentito ricordo per tutti quegli uomini e donne che da quel famoso 4 novembre del 1918, che ha segnato la fine della Prima Guerra Mondiale e l'inizio della nostra storia moderna, con la loro vita hanno contribuito a dare inizio a quella libertà che deve essere il nostro principale valore al quale non rinunceremo mai. Ricordare gli uomini e donne che oggi lavorano ed orgogliosamente rappresentano le nostre forze armate ci porta subito a ricordare che anche oggi ben 8.000 uomini, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri vivono e lavorano oltre confini, in teatri di crisi che vanno dai Balcani al Medio Oriente all'Afghanistan. Con il loro impegno essi dimostrano all'Italia e il mondo intero i nobili valori che li ispirano, l'altissimo grado di efficienza, preparazione e professionalità raggiunta. Ma il nostro pensiero deve essere rivolto anche e soprattutto a quei ragazzi, a quelle donne che hanno dato la vita e che mai come oggi possiamo e dobbiamo dire di aver dato la vita per la pace. Il mio personale pensiero corre veloce agli ultimi 4 alpini del 7° reggimento, caduti il 9 ottobre scorso. Gianmarco Manca, Francesco Vannozzi, Sebastiano Ville e Marco Pedone, gli ultimi eroi di pace di quell'ormai lungo elenco di 137 italiani morti in missioni militari di pace all'estero.
tutti insieme fulgido e impareggiabile esempio di vera solidarietà, di vero amore per gli altri. Se il sangue versato sull'Isonzo, sul Piave, sul Grappa è il prezzo pagato per permetterci oggi di rivivere la nostra storia, la nostra concreta identità territoriale, la riconosciuta appartenenza di popolo dal sangue dei caduti in nome della pace, nasce la nostra totale e assoluta convinzione della grande responsabilità che abbiamo voluto assumerci per aiutare quei popoli, che devono trovare la giusta strada per costruire una società democratica, umana e tollerante, lontana dagli integralismi religiosi e politici che tanto hanno condizionato e ancora condizionano migliaia e migliaia di uomini e soprattutto donne nel mondo. Voler la pace non vuol dire rinunciare a difendere la pace, ed è un dovere assoluto di noi amministratori che vogliamo conservare e proteggere le nostre comunità, utilizzare tutte le strade affinché vengano ribadite le regole fondamentali per la civile convivenza, garantendo così sicurezza, rispetto del prossimo e legalità. Questo è il vero e concreto omaggio per chi quotidianamente lavora per la nostra sicurezza dentro e fuori i confini nazionali. L'omaggio ai nostri cibi frazionali anche quest'anno è voluto essere vero e sentito, indelebile ricordo per tutti quei uomini della nostra comunità che il destino ha sottratto alla vita nel peggiore e più cruento dei modi. Il nostro emozionato ricordo per l'ingiustizia loro subita. Voglio infine ringraziare chi oggi permette ed aiuta costantemente il nostro lavoro di amministratori. La vicinanza dimostrata dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Polizia locale, dalla Protezione Civile, da tutti quei volontari che silenziosamente ma costantemente contribuiscono e aiutano alla nostra comunità. Un particolarissimo grazie ai nostri parroci, a Don Aldo che si è sempre reso disponibile per la celebrazione della Messa a San Gaetano, che solo quest'anno non ha potuto essere presente, a Don Alessandro che ci ha ospitato con la proverbiale disponibilità e a Don Bruno che ha altrettanto sempre spiritualmente partecipato ed accompagnato ogni momento di socialità del nostro popolo. Tanti sono gli insegnamenti che i momenti di commemorazione possono e devono ricordare. E certamente io, come sindaco, posso e voglio umilmente mettermi a disposizione quale strumento per trasmettere alle proprie generazioni l'importanza di conoscere la storia per capire e decidere del proprio futuro. La nostra comunità, le nostre famiglie, le nostre istituzioni locali devono mantenere ferma la rotta su quei valori, quei ideali, quei simboli che tutti hanno il dovere di difendere e di preservare da qualsiasi tentativo di indebolimento o, peggio, di svilimento a favore della prevaricazione di pericolosi radicalismi e malcelati integralismi religiosi. Rinnovo il mio forte e convinto monito verso chi vuole annacquare la nostra identità di popolo, che vuole annullare i nostri riferimenti morali e cristiani, chi vuole sfumare la nostra lingua popolare, chi vuole invocare sentimenti di umanità verso chi è ospite nelle nostre terre, annullando tutti quei doveri che una corretta convivenza deve riconoscere e insegnare a chi arriva. Ancora grazie a tutti, auguro serenità in questo momento di grande difficoltà per tante famiglie, per tutte le nostre famiglie di Ponzano. E viva le forze armate, viva la libertà, viva l'Italia, viva Ponzano Veneto e infine viva il nostro unico e meraviglioso Veneto.